Una vera e propria tempesta si sta formando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi portiamo le informazioni più calde direttamente dalle fonti internazionali, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di immergerci in questa notizia che sta facendo discutere, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché sta arrivando una bomba. Qualcosa di grande si sta articolando a Parigi, e coinvolge milioni. Pressione e una corsa contro il tempo prima del mondiale per club. Mentre il Napoli si prepara al possibile arrivo di Kevin De Bruyne e continua ad essere attivo su diversi fronti del mercato, l'attenzione ora si concentra sulla vendita di Victor Osimhen, che è conteso fuori dall'Italia. L'Al Hilal, gigante saudita che ha già una storia di acquisti miliardari, vuole chiudere con il numero 9 napoletano prima dell'inizio del mondiale per club. E secondo informazioni provenienti dall'Inghilterra e dalla Francia, i dirigenti del club arabo sono già a Parigi, dove hanno incontrato i rappresentanti di Osimhen per discutere 3 punti chiave: la proposta ufficiale, i dettagli contrattuali e l'adattamento del giocatore al progetto sportivo dell'Al Hilal. L'informazione è stata confermata dal giornalista Ben Jacobs, del canale britannico Talksport, che ha pubblicato l'aggiornamento sul suo profilo ufficiale su X. Secondo lui, i dirigenti dell'Al Hilal stanno trattando Osimhen come una priorità assoluta, ma non si fermano qui. Il club sta anche cercando di convincere Theo Hernandez, del Milan, ad accettare il progetto, oltre a preparare una possibile uscita di Aleksandar Mitrovic, che aprirebbe ancora più spazio nel settore offensivo. La trattativa con Osimhen, quindi, è strategica e urgente e coinvolge cifre milionarie che potrebbero superare la clausola rescissoria stipulata dal Napoli. Il club italiano, dal canto suo, osserva tutto con attenzione. Aurelio De Laurentiis è consapevole che può guadagnare molto da questa vendita, e l'obiettivo è chiaro: utilizzare l'importo per finanziare rinforzi di peso e fornire ad Antonio Conte una rosa all'altezza delle ambizioni napoletane. Ma il tempo stringe e la finestra di mercato potrebbe chiudersi con uno dei più grandi trasferimenti nella storia del Napoli. E ora, tifosi, la palla passa a voi. Pensate che il Napoli debba accettare l'offerta dell'Al Hilal e vendere Osimhen? O c'è ancora spazio per lui per brillare per un'altra stagione in Europa? Lascia la tua opinione qui nei commenti e dici anche da quale città ci stai guardando. E, naturalmente, se ti è piaciuta questa analisi completa e vuoi sostenere il nostro lavoro, lascia un super grazie qui sul canale, questo ci aiuta molto a mantenere questo contenuto online. Alla prossima!